Amici di Directa Sport, benvenuti al Palacus, terza giornata del girone sud del campionato di Serie A2 di basket femminile. Il CUS Cagliari ritorna al Palacus, oggi riceve la Credit Agricole Cestistica Spezzina, una gara che ha tanti significati in classifica, anche se siamo soltanto a inizio stagione. Il cammino identico fin qui per entrambe le squadre: vittoria alla prima giornata e sconfitta nel precedente turno. Il CUS qui ha vinto il derby all'esordio contro la Virtus Cagliari 71-50 e perso quello di una settimana fa contro il San Salvatore Seragius 80-47. Decisamente più equilibrate le gare della Cestistica Spezzina, un successo per 67-70 sul campo del Alma Basket Patti nella prima giornata, e poi la sconfitta domenica scorsa 73-78 in casa contro Umbertide. Quintetti pronti, non vediamo Erika Striulli tra le 5 scelte da coach Federico Sciascia, solo panchina per il capitano del CUS, che probabilmente non sarà neanche oggi della gara, un'assenza sicuramente pesante per le universitarie. D'altra parte pronte per la palla a 2 Caldaro e Lingua Glossa. Palla 2 conquistata dalla Cestistica Spezzina, che adesso prova a mettere in mano di Pakowski, il playmaker croato della squadra ligure. Adesso il pallone per Templari, che prova a sfruttare una serie di blocchi, poi il passaggio consegnato nuovamente per Lingua Glossa. Pallone di ritorno per Templari, tiro difficilissimo in sospensione. L'errore della giocatrice numero 7 Niola. Dall'altra parte Ljubenovic pensa per un attimo al tiro da 3, poi preferisce aspettare, va da Pugioni contro Pakowski. Si va adesso da Prosperi, che cerca l'azione personale, appoggia al vetro, trova i primi 2 punti della partita. CUS Cagliari avanti alla prima azione offensiva. Pakowski dall'altra parte prova a impostare il pallone per Giuseppone, poi il tiro da 3 punti preso e segnato da Cestistica Spezzina. 3-2 il punteggio. Pugioni già dall'altra parte contro Templari. Adesso Ljubenovic non mette palla per terra, preferisce andare da Niola. Adesso si va da Caldaro, prova in post basso ad attaccare, pallone nell'angolo, il tiro da 3 punti, trova solo il ferro Ljubenovic. Già dall'altra parte Pakowski prova a sfruttare il blocco di Giuseppone, si apre una linea di penetrazione, grande riapertura per il tiro da 3 di Templari, tiro ben costruito, trovato però solo il ferro. Giuseppone al rimbalzo offensivo, adesso prova a mettersi Hernandez, spalle a canestro, trova altri 2 punti. Gran canestro dell'italo-messicana Isabella Hernandez. Pepe, giocatrice cresciuta nell'Atena di Roma, è ritornata in Italia dopo l'esperienza in NCAA nel college basket universitario statunitense. Qui c'è intanto il recupero della difesa della Cestistica Spezzina, che prova ad andare il pallone controllato con qualche difficoltà ancora da Hernandez. Lingua Glossa prova a sfruttare il blocco, bella palla di ritorno per Hernandez, che trova solo il ferro, poi c'è la stoppata da dietro di Pugioni e adesso il recupero con il CUS, che può provare ad impostare, prova subito con il passaggio profondo per Ljubenovic. C'è la deviazione rimessa dal fondo per il CUS, può sfruttare per tornare a fare i punti. Cercato Ljubenovic, il pallone per Prosperi, qualche difficoltà a controllarlo, poi scambia ancora con Ljubenovic, bel passaggio consegnato, poi ancora la 23 che si può prendere un tiro da 2 preso e segnato. Palleggia arresto e tiro per la numero 23 di coach Federico Sciascia, che riporta a -1 il CUS. Lingua Glossa prova ad andare dentro da Hernandez, fa spallate tra 2, trova altri 2 punti. Altra azione in cui Cestistica Spezzina va a bersaglio, trova la via del canestro. Prosperi, palla deviata e conquistata, sta arrivando il passaggio cercato, arrivava Pakowski, poi ha cercato un gran passaggio, una gran finezza, finito per perderla, buttandola fuori.
Puggioni, Prosperi, pallone per Caldaro, ancora per Prosperi, pensa per un attimo il tiro da 3 punti, casca la finta Pakovski, poi tiro da 3 punti, lo prende Ljubenovic ma lo sbaglia. Pallone controllato da Pakovski, playmaker croato, tra migliori realizzatrici degli ultimi 2 campionati, confermato ovviamente dalla classifica spezzina, così come Templari. Pakovski, tiro da 3 punti con tantissimo spazio, palla sul secondo ferro, rimbalzo facile conquistato da Niola, che poi prova ad impostare lei stessa l'azione, si affida adesso a Prosperi. Ljubenovic va a ricevere, Caldaro cerca una ricezione, spalle a canestro ma non c'è la linea di passaggio, allora passaggio consegnato per Prosperi, che può andare all'1 contro 1 al limite dell'area, si prende il tiro da 3 punti, airball direbbero negli Stati Uniti, la palla non tocca neanche il ferro, termina sul fondo. Rimessa battuta adesso per riprendere il gioco da Hernandez per Pakovski. Ancora la croata, gran linea di passaggio trovata per Templari, che prende, subisce il fallo, segna il canestro, ci sarà anche per lei il tiro supplementare. A bersaglio dalla lunetta, doppia cifra per la cestistica spezzina quanto riguarda i punti realizzati in questa prima metà di primo quarto. Adesso fa ricevere Niola, poi si rischia la palla contesa, arriva il fischio, possesso alternato che dovrebbe premiare il CUS, può restare dunque in zona offensiva. Di Niola per Caldaro, passaggio consegnato ancora per Niola, che si prende un tiro da 3 punti, stavolta la palla scheggia il primo ferro ma c'è il rimbalzo facile per la cestistica spezzina con adesso Giuseppone, passaggio per Lingua Glossa, si prende il tiro da 3 punti, rischio con Tabella di segnare dalla grande distanza per la numero 14, la palla poi finisce direttamente fuori. Prosperi per Niola contro Templari, prova a sfidarla ancora la numero 15, poi va da Puggioni, c'è un fischio, il fallo speso da Pakovski, primo fallo fischiato nella partita contro la croata, il primo fallo del quarto contro la cestistica spezzina. Ljubenovic cerca il passaggio, trova Puggioni accoppiata con Giuseppone, c'è un mismatch, Caldaro, Pakovski non riescono però ad esplorarlo il CUS e poi alla fine il passaggio sbagliato da Ljubenovic, che cercava in angolo Niola, finisce direttamente sul fondo. Gran contromovimento di Pakovski per ricevere il passaggio di Templari, poi prova a sfruttare una serie di blocchi Templari per Lingua Glossa, apre dall'altra parte dove c'è Hernandez, Giuseppone non si capisce con Templari che stava tagliando in mezzo, il passaggio invece era sul posto, quello di Giuseppone per Templari. Arriva il primo cambio nel frattempo per coach Corsolini, che butta dentro la partita anche Moretti. Adesso Prosperi accoppiata con Lingua Glossa, va da Niola, palla dentro per Ljubenovic che può attaccare spalle al canestro Hernandez, arriva però il fallo dell'italo-messicano, fischio contro la numero 8, secondo fallo contro la cestistica spezzina, primo fallo. Qui Niola, Ljubenovic, il pallone adesso per Prosperi, il tiro ancora da 3 punti, scheggiato ancora il ferro, poi arriva un altro cambio sempre per le Liguri, dentro anche Tosi al posto di Lingua Glossa. Applausi per la parte della panchina per la numero 10, Palacus praticamente deserto rispetto al derby con la Virtus, non c'è praticamente nessuno.
Inevitabile la scelta di andare a porte chiuse, mentre qui cerca un gran terzo tempo Pakovski, ma la palla gli viene tolta proprio sul più bello. Grande lettura difensiva, grande azione difensiva, mentre Prosperi prova ad attaccare la linea di fondo, ributta fuori per Niola, che aspetta una linea di passaggio giusta, gliela offre Ljubenovic a coperta con Templari. Può essere un giusto mismatch, Ljubenovic però non trova l'angolo giusto del tabellone, si deve accontentare dopo aver sbagliato il tiro di prendere la rimessa dal fondo. Entrano anche Silvia Sami adesso per cestistica spezzina. Ancora nessun cambio invece per coach Sciascia. No, sono passati quasi 7 minuti dall'inizio del primo quarto. Niola, Ljubenovic prova ad attaccare centralmente, sbaglia un canestro senza nessuno a difendere, non lo sbaglia invece Niola. Gran linea di penetrazione, 2 punti che tolgono in qualche modo il coperchio dal canestro per il Cus, che aveva faticato tantissimo a trovare punti per riaccorciare sul punteggio. Prova a sfruttare il blocco Templari, si prende un tiro in arresto ancora in precario equilibrio, si lotta al rimbalzo, alla meglio Prosperi, poi Niola già dall'altra parte, il Cus che è pronto a mettere in campo Saias. Prosperi prova a sfruttare il blocco di Caldaro, bel pick and roll ma non viene servita la numero 8. Pugionis costretta quasi a prendersi il tiro da 3 punti, che per poco non entra con l'aiuto della tabella. Qui Pakovski prova ancora, la croata, a prendersi un gran tiro in avvicinamento e doppiare sul 12-6 il Cus Cagliari. Torna a segnare anche la cestistica spezzina Ljubenovic. Puggioni con dando spazio per il tiro da 3 punti sul secondo ferro. Pakovski al rimbalzo, può guidare l'immediata transizione, riapre per Templari, ancora Pakovski. Templari la mette per Sami, spalle a canestro, poi arriva il taglio di Templari, altri 2 punti della numero 7. Trovando facilmente la via del canestro, la cestistica spezzina. Non si può dire altrettanto del Cus in questo inizio partita, con Niola che avrebbe spazio per un tiro, finisce per perdere il pallone. Templari sola contro 3, preferisce fermarsi. Pakovski con tantissimo spazio da 3 punti, segna Pakovski. Arriva il time out obbligato per coach Sciascia sul 17-6 per la cestistica spezzina. Fuggono le liguri, ci prendiamo un piccolo time out anche noi. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta al Palacus. 17-6 il punteggio quando manca 1 minuto e 43 secondi alla fine del primo quarto. Inizio abbastanza shock per il Cus con la cestistica spezzina, che ha trovato più volte la via del canestro da 3 punti. Saias prova in qualche modo, probabilmente calpesta la linea di fondo, anzi no, c'è un fallo in attacco fischiato contro la numero 11, il secondo fallo commesso dal Cus Cagliari in questo quarto, il primo per Sara Saias appena entrata. Sami, passaggio per Pakovski, può ripartire la numero 5, va da Sami, cerca il passaggio giusto per Templari, bel pick and roll. Sami si prende il tiro da 2 punti corto, poi arriva al rimbalzo, si prende il fallo Tosi. Saranno 2 tiri liberi per la numero 10, mentre entra in campo anche Alexandra Petrova, posto di Ljubenovic, cambio di straniere per coach Sciascia, mentre Tosi va alla lunetta. Segno il primo dei 2 tiri liberi. Numero 10 invece sbaglia il secondo tentativo, il rimbalzo controllato da Petrova dopo il tocco di Caldaro. Saias chiama le sue per un passaggio, poi duello contro Pakovski, ancora Saias che trova Prosperi, si va da Niola,
che aspetta, arriva il blocco di Caldaro, non la molla Tosi, riesce a trovare in qualche modo lo spazio per tirare, accorcia sul -10 il Cus. Ultimo minuto di questo primo quarto, c'è spazio per il tiro da 3 punti, secondo ferro colpito da Sami, poi palla contesa tra Tosi e Niola. Stavolta il possesso alternato dovrebbe premiare Cissitica Spezzina. Può restare dunque in avanti, fuori Templari. Dentro Amadei con numero 77, palla fuori per Tosi, prova a sfruttare una serie di blocchi, poi Zayas in qualche modo riesce a trovare la deviazione vincente. Grande azione, grande lettura di Zayas, una giocata d'astuzia per portare suo vantaggio il possesso. Poi al numero 11 rinnova il duello nell'altra metà campo con Pakowski. Niola per Caldaro, esce dai blocchi Prosperi, arriva Petrova che vuole ricevere, spalle al canestro. Zayas ancora contro Pakowski, prova a sfruttare i blocchi, serie di cambi della difesa della squadra ligure, e poi arriva il tiro preso da Petrova, subisce il fallo. 2 tiri liberi per la giocatrice universitaria. Sbaglia il primo dei 2 tentativi dalla lunetta. Alexandra Petrova 0 su 2, ma si lotta al rimbalzo. Prosperi prende un pallone importante, poi torna fuori, chiama lo schema d'attacco. Petrova porta il blocco, resta poi ferma, rischia quasi di disturbare la compagna, poi si prende un tiro da 3 punti corto. Caldaro al rimbalzo, finisce a terra, altro fischio, altro fallo che va a premiare la numero 8. Ha controllato il pallone lanciato per aria da Petrova senza trovare la via del ferro. Zayas con la rimessa, vediamo serie di blocchi, chi va a ricevere è Prosperi sulla sirena, non vale, arriva il fischio. Squadre che si prendono una piccola pausa sul punteggio di 18-8 per la Cissitica Spezzina. Siamo tornati in diretta, appena iniziato il secondo quarto. C'è subito un fischio preso da Zayas. Torna in campo Pugioni al posto di Prosperi, torna anche Ljubenovic, la giocatrice slovena. Pugioni a cercare proprio Ljubenovic. Zayas aspetta il momento di Pugioni, poi Pugioni riapre all'ultimo per Petrova. Zayas tanto spazio per il tiro da 3 punti, preferisce la penetrazione e per poco non trova i 2 punti. Poi alla fine c'è un'altra palla contesa, la terza di questo inizio gara. Sì, no, c'è un fischio con un fallo fischiato contro il Cus, primo di questo secondo quarto. Sami con Amadei, caricata lei di portare il pallone nella metà campo avversaria con l'uscita di Pakowski. Poi Templari, la riapertura per Hernandez, spalle a canestro, prova ad attaccare Petrova. Poi il passaggio ancora fuori per Hernandez, spazio per il tiro da 3 punti sul secondo ferro. Poi Tosi, rimbalzo, ma la conquista in qualche modo il Cus, che può ripartire con Zayas. Pugioni, Petrova vorrebbe il passaggio dentro, poi il blocco. Ljubenovic per Zayas, esce dai blocchi Niola, spazio per il tiro da 2 punti con la tabella. Torna sotto la doppia cifra di svantaggio il Cus con il tiro da 2 perché aveva un piede sulla linea. Poi Tosi contro Pugioni. Amadei
La palla dentro per Sami, palla canestro contro Petrova, il tiro in allontanamento, arriva il fischio. Fallo contro la giocatrice bulgara del KUS, 2 tiri liberi per Silvia Sami. Nel primo dei 2 tiri liberi sbaglia invece il secondo, la palla però torna in mano a Sarni, che adesso va da Hernandez, fuori ancora per Sarni. Hernandez contro Petrova, Hernandez, stoppata di Petrova, poi prova ad andare in transizione il KUS. Saias vorrebbe la palla a Petrova, sola sotto canestro, stoppata, canestro da 3 punti. Grande doppia azione difensiva e offensiva di Petrova, che accorcia sul 19-12. Poi si lotta su quel pallone, fallo di Ljubenovic su Amadei. Invece c'è qualcosa da ridire per coach Sciascia con uno dei 2 arbitri designati per questa sfida, sono Francesco Cassina e Claudio Berlangeri. Forse non ha dato giù il fischio contro in questa situazione. Templari va a servire Amadei, poi prova a sfruttare Templari il blocco di Sarni, arriva anche Hernandez che poi si va ancora da Amadei. Sarni, c'è la grande palla rubata di Niola, Niola contro nessuno, non riesce clamorosamente a trovare il canestro appoggiando al vetro. Amadei dall'altra parte, difesa apertissima, palla per Hernandez che invece segna i 2 punti che riportano avanti di 9 le Liguri. Petrova, il passaggio consegnato per Puggioni, poi Niola, c'è Ljubenovic che aspetta il pallone per Puggioni, bel blocco portato, il tiro da 3 punti di Petrova che non trova neanche il ferro, ma sono scaduti i 24 secondi, no, ha toccato il ferro, quindi il cronometro riparte dai 14. Saias che prova a prendere una linea di penetrazione laterale, qui Hernandez triplicata, poi il passaggio lungo cercato da Sarni. Momento abbastanza confuso della partita, prova a mettere ordine Saias che chiama lo schema offensivo. Ljubenovic adesso si va da Puggioni, arriva Niola ma c'è un contatto lontano dalla palla, fischio contro Templari. Mentre c'è il cambio dentro Federica Madeddu, posto di Petrova, doppio cambio invece dall'altra parte per coach Corsolini. Entra in campo anche Prosperi al posto di Niola. Dall'altra parte nuovamente in campo per Pagowski e Lingua Glossa. Prosperi, Ljubenovic a sfruttare il blocco, poi passaggio consegnato per Saias, ancora Madeddu che vorrebbe il pallone, ecco qua che arriva la numero 14, prova ad attaccare Madeddu, si appoggia al vetro, non trova l'angolo giusto, può andare Pagowski dall'altra parte, il passaggio per Hernandez, raddoppiata, c'è spazio per Templari sul lato debole che appoggia facilmente, altri 2 punti per Elisa Templari che va sul 23-12, 11 punti di vantaggio, doppia cifra di vantaggio adesso per le Liguri che provano a creare uno spazio importante nel punteggio tra loro universitarie. Qui infrazione di passi commessa da Puggioni, finita in gabbia nel raddoppio nella cestistica spezzina. Pacowski, dura il pallone, Lingua Glossa, vorrebbe Sarni, palla canestro, si va da Templari, grande palla di Templari per Lingua Glossa, non trova l'angolo giusto del tabellone, palla che poi finisce tra le mani di Ljubenovic. Saias, può partire la transizione del KUS anche se si è già risistemata la squadra
allenata da coach Corsolini. Qui Pugioni, Madeddu, qualche difficoltà a controllare il pallone, poi finisce in un raddoppio. Madeddu si prende comunque il tiro forzato e sbagliato. Pakowski, transizione offensiva adesso per le Liguri Templari, brucia con la finta Pugioni, palleggia, arresto e tiro. Altri 2 punti di Elisa Templari, 25-12. Arriva direi un altro time out, il secondo chiamato da coach Sciascia. Piccola pausa anche per noi. Può ritornare a giocare qui al Palacus dopo il secondo time out chiamato da coach Sciascia, evidentemente non soddisfatto. Il punteggio parla per la sua squadra, sotto 12-25. Pugioni per Madeddu. Zayas a ricevere, costretta poi nuovamente ad uscire, prova a sfruttare qui il blocco di Madeddu, la palla fuori per Ljubenovic, si prende il tiro da 3 punti, ancora un errore dalla lunga distanza per il Cus. Contrario invece la cestistica Spezzina, ha trovato diverse volte la conclusione da fuori, beffando in qualche modo la difesa del Cus. Zayas cerca un tiro difficile, in qualche modo Prosperi controlla ma tocca con il piede la linea di fondo, palla persa per la giocatrice numero 17. Non siamo giunti a metà di questo secondo quarto, brutta palla persa da parte della cestistica Spezzina, può restare lì in attacco il Cus con Zayas. Ljubenovic spazio per il tiro da 3 punti, stavolta preferisce andare in penetrazione, subisce il fallo di Pakowski. Terzo fallo commesso dalle Liguri in questo secondo quarto. Fuori Pakowski, dentro Elena della Margherita, spazio anche per lei in questa gara. Madeddu esce dai blocchi, poi Zayas, Pugioni, coppiata con Templari. Passaggio per Madeddu, prova ad andare, viene fermata. Ljubenovic rischia di finire in trappola, poi la palla fuori per Pugioni, forza il tiro da 3 punti, sfortunata perché non esce, poi termina a terra Prosperi e c'è il fallo antisportivo fischiato contro Sarni. Un gomito evidentemente troppo largo della giocatrice numero 29 che è da protestare. Qui prova a spiegarsi con Prosperi, esce Sarni dopo questo fischio, lascia il posto a Giuseppone. Ritorna in campo giocatrice che l'anno scorso per la seconda metà di stagione ha giocato a Cagliari ma con la maglia della Virtus. Sbaglia Prosperi il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, 0-2, abbastanza pesante in questo momento della gara, visto che il Cus aveva la possibilità di segnare 2 tiri liberi e poi di restare con il possesso in zona offensiva. Ljubenovic, serie movimenti da parte delle compagne, alla fine Prosperi riesce a trovare il passaggio consegnato, palla dentro per Ljubenovic, in mezzo a 2 non trova ancora il canestro la giocatrice slovena, poi in transizione della Margherita finisce col perdere il pallone. Pugioni glielo strappa dalle mani dopo la deviazione di Zayas, sistemata adesso la cestistica Spezzina. Ljubenovic, passaggio schiacciato per terra per Zayas che poi perde palla abbastanza banalmente contro Lingua Glossa, finisce nel raddoppio la 14 ma riesce qui la cestistica Spezzina ad uscire, poi c'è deviazione, Hernandez la lascia scorrere, rimessa in zona offensiva comunque, anzi no, il possesso resta per il Cus, dunque abbastanza inspiegabile la scelta di Hernandez che ha lasciato passare invece questo pallone con Pugioni. Rimette nelle mani di Zayas, ora Pugioni dentro, posizione profonda per Ljubenovic che attacca a spalle a canestro. Hernandez sbaglia, ma c'è il
rimbalzo offensivo e poi lo sgambetto con fallo al numero 14. Situazione di bonus per il Cus con Ljubenovic che può andare in lunetta, mediare negli errori, 2 errori precedenti di Prosperi, provare ad accorciare in qualche modo il punteggio. Segna il primo dei 2 tiri liberi. Fa 2 su 2 la slovena, 14-25 più 11 per la cestistica spezzina, che può attaccare adesso. Hernandez prova a mettere palla per terra, sfruttare i blocchi, poi si va da Templari, mani più sicure, quella della numero 7 che ora chiama lo schema offensivo, doppio blocco per lei. Giuseppone, palla dentro, Ljubenovic la sporca ma non c'è nessuno sulla seconda palla, può attaccare Lingua Glossa, tiro in sospensione che trova solo il tabellone Saias. Già dall'altra parte il Cus si risistema però la cestistica spezzina. Ljubenovic, Madeddu prova ancora ad attaccare, c'è un fischio. Con tanto di time out che arriva per coach Corsolini. Ci fermiamo anche noi, poi gli ultimi 2 minuti e 55 di questo secondo quarto di Cus Cagliari, cestistica spezzina. Emot chiamato da coach Marco Corsolini, che finisce in questo momento, anche se continuano a parlare le sue giocatrici, continua il dialogo tra le sue giocatrici e il coach della squadra ligure. Si risistemano in campo invece le universitarie. L'ho detto immediatamente il dialogo tra coach Sciascia e le sue. Si ripartirà con i 2 tiri liberi affidati a Federica Madeddu. Un'altra chance alla lunetta dunque per il Cus dopo il 2 su 2 di Ljubenovic. Sbaglia però il primo tentativo dalla lunetta Madeddu. Bersaglio invece il secondo, torna sul meno 10, poi resta in pressione alta il Cus, pressione di Saias, arriva anche il raddoppio di Niola, tocco con il piede e possesso per il Cus. Funzionato la pressione a tutto campo di coach Sciascia, permesso alle sue di restare lì davanti. Prima però deve essere pulito il parquet del Palacus nel punto in cui sono cadute le giocatrici. Madeddu va a ricevere, poi il pallone per Ljubenovic, Niola, Saias, poi Ljubenovic, visto un fallo in attacco della numero 23, dunque palla persa. Serie di cambi con Caldaro che prende il posto proprio di Ljubenovic. Resta però in pressione offensiva coach Sciascia con Saias. Casa con Pakowski, può palleggiare fino al limite dell'area, adesso prova ad andare in penetrazione, grandissimo passaggio per Giuseppone che non trova però la giusta angolazione di tiro per trovare altri 2 punti. Saias per Niola, Madeddu finta di andare dentro, poi arresta il palleggio Saias, palla fuori per Niola, tiro da 2 punti sbagliato e poi Madeddu al rimbalzo, controlla ma finisce fuori. Templari, Pakowski contro Saias, prova a disturbarla, poi arriva il raddoppio di Niola, arriva anche il fischio che va contro la numero 15, situazione di bonus per la cestistica spezzina e 2 tiri liberi per Lana Pakowski. Bersaglio il primo
tiro libero. Sbaglia invece il secondo rimbalzo conquistato da Madeddu, poi Zayas che prova a prendere campo. Prosperi, passaggio per Niola, ancora Prosperi. Zayas prova a sfruttare il blocco di Caldaro, poi la numero 8 va in mezzo. Zayas non sa chi passare, per la fine da Prosperi, frazione di passi in partenza, altra palla persa per il Cus. Fuori Hernandez, dentro Sarni nella cestistica spezzina. Minuto 3 nell'intervallo lungo. Situazione di ampio vantaggio per la cestistica spezzina, 26-15. Minuto e mezzo da giocare, ancora Pokowski, sempre serie di palleggi, serie di finte, poi Lingua Grossa sfrutta il blocco di Sarni, si torna fuori da Pokowski, dentro per Sarni, tira in allontanamento. Altri 2 punti per la cestistica spezzina, che adesso prova la fuga già in questo fine secondo quarto. Zayas, Niola, Madeddu, palla per Niola, poi butta per aria la palla, trova il giusto angolo del tabellone, trova 2 punti importanti in questo momento della gara per il Cus. Prova quantomeno a stare sulla scia delle Liguri. Qui fallo di Zayas e altri tiri liberi per Pokowski. Pressione evidentemente giudicata eccessiva da parte degli arbitri. Premiano così con altri 2 tiri liberi la croata. Segna primo tiro libero. Sbaglia ancora il secondo invece. 1 su 2 consecutivi per Pokowski, infatti 2 su 4. Poi Niola, Caldaro, palla fuori per Zayas, Templari davanti a lei, arriva il blocco di Madeddu, c'è il cambio da parte della difesa. Zayas prova ad andare dentro da Madeddu che sbaglia il tiro da vicino, poi Niola, serie di pressioni su Lingua Grossa, alla fine Pokowski con una serie di palleggi rimette ordine e chiama lo schema con 16 secondi sul cronometro dei 24. Si stanno però esaurendo, siamo già sotto i 10. Templari, altro blocco portato da Moretti, poi Pokowski deve tirare, mancano 3 secondi, palla corta, scadono i 24. Possesso che passa al Cus con 7 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Vediamo quale sarà l'ultima azione delle universitarie, le Liguri che cercano di restare in pressione offensiva. Zayas, ultimi 6 secondi, vediamo se si prende un tiro veloce proprio la numero 11. Da Madeddu sulla sirena, palla che danza sul ferro e non entra, finisce anche il secondo quarto, si va all'intervallo lungo, pausa per noi. Cus Cagliari 17, cestistica spezzina 29. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Gesisica Spezzina 29-17, quindi c'è il punteggio in amici di Directa Sport, siamo tornati per il terzo quarto, un qualche problema di audio, ma adesso ci siamo a tutti gli effetti per questi ultimi due quarti tra CUS Cagliari e la Cestistica Spezzina, che vedono avanti le Liguri adesso di 33-17 grazie al canestro segnato proprio nel terzo quarto, con Pakowski qui adesso che prova ad attaccare la palla dentro per Hernandez, poi in angolo per Templari, tiro da 3 punti lunghissimo oltre il ferro che finisce direttamente dalle mani di Prosperi. Pugioni può attaccare dall'altra parte, palleggio, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo di Hernandez con Pakowski che predica calma, vuole il pallone tra le mani, vuole soprattutto chiamare lo schema offensivo, lingua grossa, palla dentro per il taglio di Pakowski che però non stava guardando, in ogni caso aveva intercettato la difesa del CUS. E poi dall'altra parte Caldaro, facile appoggio al vetro per altri 2 punti
che riportano il Cus sotto sempre di 14. Adesso serie di palleggi, grande riapertura di Pakowski per il tiro da 3 punti, solo ferro per Lingua Glossa. Poi dall'altra parte Saïas chiama le sue, Ljubenovic va a ricevere, poi dentro palla per Caldaro, prova a usare il piede perno e porta a casa i 2 tiri liberi Eugenia Caldaro per il 4º anno con il Cus Cagliari. C'è nuovamente posto per Sarni. Segna Caldaro. Sbaglia invece il secondo rimbalzo conquistato da Lingua Glossa. Può ripartire con Templari adesso. Lingua Glossa, bella palla per Templari, rovesciata, ne segna altri 2 Elisa Templari. Saïas chiama lo schema contro Pakowski. Ancora Saïas, raddoppiata, in aiuto Templari. Fuori palla per Caldaro, Ljubenovic chiama il pallone al limite, non pensa al tiro da 3 ma ad andare dentro da Prosperi, che trova un gran canestro, un'azione di difficoltà sicuramente. 22-35, meno 13 con Templari per Lingua Glossa. Il pallone per Sarni, fuori per Giuseppone. Templari, raddoppiata, c'è Pakowski sola, il tiro da 2 punti, disturbata, palla che danza sul ferro e poi la fortuna con la giocatrice croata premiata in questo caso dal ferro. Prosperi, Caldaro, Ljubenovic pensa al tiro da 3 punti, preferisce entrare dentro, segna ma troppo tardi per fare in modo che i 2 punti siano validi. Si ripartirà con la rimessa mentre escono fuori Caldaro e Pugioni, quello antecedente al movimento di tiro. Prosperi per Saïas, si prende il tiro, Sara Saïas prova ad accorciare ancora il Cus, a restare quantomeno in partita, anche se lo svantaggio si fa importante. Pakowski prova a sfruttare il blocco di Sarni, dentro per Giuseppone, grandissimo movimento di Giuseppone per segnare altri 2 punti. Petrova, Ljubenovic, spazio per il tiro da 3, ci pensa, poi preferisce entrare, mette palla per terra. Prosperi, adesso il pick and roll giocato a Ljubenovic, palla fuori per Saïas che cerca la penetrazione, appoggia al vetro, trova altri 2 punti Saïas, prova a restare sulla scia della cestistica spezzina il Cus Cagliari. Pakowski, blocco di Lingua Glossa che poi entra in area per un attimo sola, c'è sicuramente un mismatch favorevole che però la cestistica spezzina non esplora, preferisce andare in angolo da Sarni che becca l'angolo del tabellone con questo tiro da 3 punti tentato dall'angolo. Poi Saïas, Ljubenovic, Prosperi, Petrova, arriva un fischio contro la difesa del Cestica Spezzina, ne approfitta coach Sciascia per fare un cambio, ributtare dentro Madeddu. Dall'altra parte invece doppio cambio con Lingua Glossa e Giuseppone fuori, dentro Tosi e Moretti. Saïas adesso per Niola, Prosperi
prova a farsi vedere Madeddu, accoppiata con Sarni, prova il blocco, c'è il cambio, Sarni e adesso Madeddu su Tosi, si prende il tiro, solo ferro per la numero 14, poi Pakowski, arriva il blocco di Moretti, non c'è il cambio però della difesa del Cus in questa situazione. Pakowski, palla intercettata molto bene da Petrova, può ripartire in transizione il Cus con Niola, la palla fuori per Saias che vuole il taglio dentro della numero 15, Madeddu, il passaggio consegnato per Prosperi, blocco della 14 poi per favorire in qualche modo Prosperi, adesso Saias 1 contro 1 con Templari, solo ferro, Petrova prende anche questo rimbalzo, Prosperi vuole la penetrazione, gran movimento ma c'è la stoppata di Tosi, resta lì il Cus con 9 secondi sul cronometro dei 24. Fuori Prosperi, dentro Valentina Zucca, non si era vista nel primo tempo la giocatrice numero 9, abbiamo invece avuto in qualche modo, ma da subito l'impressione, la conferma che Erika Srulli non sarebbe stata della partita, capitano del Cus, solo in panchina, a sostegno delle sue compagne ma senza la possibilità di entrare, una assenza sicuramente pesante per coach Sciascia in questo inizio campionato. Ha saltato le prime 2 giornate, salta anche oggi. Saias, palla fuori per Zucca, deve tirare Niola, colpisce solo il tabellone, poi Sarni, Pakowski, già dall'altra parte la cestistica spezzina con la croata, la palla per Sarni che mette palla per terra, cerca il passaggio, c'è la deviazione, si resta lì. Templari, serie di uscita dei blocchi, Sarni si prende il tiro in sospensione, l'errore, Zucca arresta il palleggio, poi rischia in qualche modo la violazione di doppio palleggio, si riesce a fermarsi in tempo. Madeddu, palla per Petrova, Saias, passaggio consegnato per la numero 11, sta per finire il cronometro 24, palla fuori per Niola, ancora un tiro da 3 punti e trova finalmente la tripla anche il Cus Cagliari. Arriva anche il time out chiamato da coach Marco Corsolini, Cus che è tornato sul meno 10, 29-39, piccola pausa anche per noi. Ancora in corso il time out chiamato da coach Marco Corsolini, si esaurisce in questo momento sul punteggio di 29-39 per Cestica Spezzina, ma con il Cus che è riuscito a rientrare dopo essere stato sotto anche ben più di 10 punti, era sotto di 12 all'intervallo lungo, finito anche sotto di 14 e di 16. Adesso Pakowski, qui la pressione, rischia la violazione di campo. Pakowski, serie di palleggi insistiti, la palla fuori per Sarni, circola sul perimetro, Templari da 3 e poi Niola rimbalzo, Madeddu, Petrova, Saias, mani sicure, quella della numero 11 è entrata molto bene in partita, che adesso coach Sciascia quasi sembra non voler più togliere. Ancora Saias, il blocco di Madeddu, si prende il tiro Saias, stavolta solo secondo fermo, forzato il tiro della numero 11. Pakowski chiama lo schema, Templari, palla adesso fuori, ancora Templari che prova a sfruttare il blocco, Petrova non riesce nella stoppata, sbaglia Templari, poi Niola, il rimbalzo è della difesa del Cus con Niola che ha capacità di palleggio per portare il pallone nell'altra metà campo, alla fine però scarica per il suo playmaker Niola, palla adesso nelle mani di Madeddu, Zucca contro Tosi, ancora Zucca, poi Niola, arriva l'infrazione di passi della numero 9 di coach Sciascia, brutta palla persa, 37 secondi alla fine di questo terzo quarto. Possesso per la cestistica Spezzina col Cus che però resta a tutto campo in fase di pressione. Pakowski, arriva qui il raddoppio di Niola che però poi deve subito andare
in marcatura su Templari. Eccola qui a uscire Templari dai blocchi, per un attimo aveva anche spazio per il tiro da 3 punti, palla dentro per Moretti, fatica a controllare e poi alla fine arriva un fischio che va contro Federica Madeddu. Primo fallo fischiato a Madeddu, 19 secondi sul cronometro, 14 su quello dei 24. Palla schiacciata per terra di Sarni in mezzo alle gambe di Petrova. Un'idea rischiosa, quantomeno spettacolare se fosse riuscita, però non è riuscita. Si è tramutata nella peggiore delle palle perse. Adesso ultimi 15 secondi per chiudere il terzo quarto, con il Cus che prova a rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio. Grande azione di Isaias, un altro canestro di Isaias che cerca qui addirittura la rubata. Arriva Zucca in raddoppio, finisce il quarto col Cus sotto 31-39. Una gran rimonta cercata dal Cus che resta ancora in scia. Tutto finale ancora da decidere nel quarto quarto. Altra pausa per noi e amici di Directa Sport, siamo tornati al Palacus. Ultimi 10 minuti, ultimo quarto tra Cus Cagliari e Cestisca Spezzina, un gran finale. Il terzo quarto di Sara Saias ha permesso al Cus di rientrare in partita, adesso solo sotto 31-39. Ancora Saias che cerca un altro canestro, c'è il rimbalzo offensivo però di Petrova. Madeddu si affidano a Niola adesso le giocatrici del Cus, cerca la penetrazione, poi Zucca deve prendersi il tiro perché stanno per scadere i 14 secondi dopo il rimbalzo offensivo e alla fine Pakowski dall'altra parte, Sarni finta e poi la allarga tutto per Hernandez che riceve però troppo larga con i palloni con i piedi sulla linea laterale. Palla persa per le Liguri. Saias, Zucca, Madeddu, serie di blocchi, poi Madeddu, un arresto pericoloso. Niola prova a sfruttare il blocco di Petrova ha spazio per il tiro da 3 punti, ci pensa un attimo, preferisce il tiro da 2, tiro corto con poca parabola. La palla però ritorna tra le mani della numero 13. Saias prova ancora a sfruttare il buon momento, palla per Madeddu, buon accoppiamento con Templari, il pallone che esce, rimbalza adesso Hernandez contro Petrova che non la lascia respirare e poi alla fine Pakowski che prova a rimettere ordine a Templari. Per un attimo ha pensato al tiro a 3 punti, poi preferisce andare dentro da Sarni. Arriva il fallo di Madeddu. Secondo fallo di Federica Madeddu, primo invece per il Cus in questo quarto. Adesso Sarni, passaggio consegnato per Templari, Niola non la molla, prova il blocco Sarni, ancora Templari, spazio per il tiro da 3 punti, buona uscita di Madeddu ma segna lo stesso Templari che riporta sopra la doppia cifra di vantaggio la squadra di La Spezia, la quale Templari, una città al quale resta legata come carriera. Il tiro da 3 punti di Petrova sul ferro, rimbalzo di Templari che prova subito ad andare da Tosi, terzo tempo, appoggia al vetro, segna e subisce il fallo. Non solo i 2 punti, anche il tiro libero per la giocatrice numero 10. Segna anche il tiro libero supplementare Ranna Tosi e adesso torna con un vantaggio importante di 14 punti. Qui Saias, palla per Zucca, tiro da 3 punti, diventa passaggio per Templari dall'altra parte del canestro, tiro con
decisamente lungo, poi Sarni ne segna altri 2, rischia di dare qui la spallata decisiva. Madeddu, pallone per Zucca. Zayas, bel movimento in uscita dai blocchi, tiro da 3 punti e continua il buon momento offensivo di Zayas, però sta segnando praticamente solo lei per il Cus. Tripla importante del meno 13 per restare in qualche modo ancora attaccate alla partita. Pakowski, rimbalzo controllato da Niola dopo il tiro sbagliato dalla croata. 7 minuti scarsi da giocare. Niola con Madeddu che vorrebbe ricevere, spalla canestro, poi porta un blocco, c'è la palla per Zucca sul lato debole. Zayas, bellissimo passaggio per Petrova che si fa sporcare il passaggio. E poi arriva la palla fuori, rimessa dal fondo per il Cus, che ne approfitta per chiamare un altro time out, direi. Allora, piccolo time out anche per noi, con 6 minuti e 45 sul cronometro. Sono tornate in campo le due squadre dopo il time out chiamato dal Cus, punteggio di 34-48. 6 minuti e 45 sul cronometro del quarto alla fine di questa partita che vale per la terza giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo turno. Qui Zayas sta giocando una gran partita, sbaglia il tiro, Madeddu a rimbalzo permette al Cus di restare lì e si fa ancora da Zayas. Arriva il blocco di Caldaro, cerca la penetrazione Zayas, ma da Madeddu tiro forse caricato troppo Tosi, e poi Pakowski chiama lo schema la croata. Templari, arriva il blocco di Giuseppone, resta però lì Niola, poi Pakowski contro Zayas, grande palla per Giuseppone, si prende il tiro, un brutto tiro direttamente sul sostegno del canestro, poi arriva Madeddu, Niola, c'è il taglio di Caldaro, Niola preferisce mettere palla per terra e sfruttare il blocco di Madeddu, allarga dove c'è Puggioni, ancora la numero 1, si va da Zayas, ultimi 5 secondi per tirare. Zayas prova a inventarsi qualcosa, si becca invece la stoppata di Hernandez già dall'altra parte, ma c'è Templari, arriva Zayas, ultimo tocco di Templari che si lamenta con gli arbitri, poi arriva la correzione però si resta dunque col possesso per la cestistica spezzina. Ancora Templari con Puggioni che prova a disturbare anche la visuale di Templari, qui poi va a ricevere Pakowski con tanti chilometri di spazio per il tiro da 3 punti, sbagliato, palla che esce dopo aver sfiorato veramente di passare giù per il canestro. Caldaro, dall'altra parte il Cus, Puggioni prova anche lei col tiro da 3 punti, corto sul primo ferro. Pakowski con calma, Tosi, Templari, Pakowski, ancora lei può stare a decidere dove andare, qui grande movimento di Hernandez che subisce anche il fallo. Sbaglia il tiro libero supplementare Hernandez. 34-49 adesso la cestistica spezzina con Puggioni, il passaggio dentro per Ljubenovic, poi Hernandez
Pakowski, gran linea di passaggio, Templari pensa per un attimo tiro da 3 punti, poi ribalta completamente il lato, dentro per Hernandez contro Ljubenovic, prova a trovare lo spazio giusto, gran passaggio per Templari, completamente sola, altri 2 punti che possono aver messo a 4:20 dalla fine la parola fine a questa partita. Ljubenovic, Puggioni, il tiro preso da Caldaro è sbagliato, lingua grossa a lottare su questo pallone che poi scarica nuovamente sulle mani di Pakowski. Adesso dentro, servita la croata, grandissimo movimento, sbaglia però la scelta della conclusione Saias. Puggioni pensa al tiro, poi storna da Saias, finta il altro tiro, altri 2 punti di Saias, migliore in campo del KUS, grande cuore nella numero 11 che però non sta bastando alla squadra di coach Sciascia, sempre a inseguire sul punteggio. Hernandez, palleggio di mano sinistra che viene sporcato, il recupero di Saias, letale anche in difesa. Caldaro tutta sola, appoggia per 2 punti facili e arriva il time out, stavolta chiamato dalla cestistica spezzina per evitare un possibile ritorno in partita del KUS. Altro time out anche per noi. Termina il time out, ultimi 3 minuti e 19 secondi al Palacus di Cagliari, con il KUS sotto 38-51 contro la cestistica spezzina. Ora in questo momento ha in mano il possesso affidato a Pakowski, ribalta dove c'è Templari, si prende il tiro ma c'è un fallo in attacco. Si lamenta coach Marco Corsolini per il fischio, continua a lamentarsi rischiando, no, alla fine si riparte con possesso per il KUS. Puggioni, ora 3 minuti da giocare, Caldaro, uscita dei blocchi di Prosperi, Saias, palla dentro per Caldaro, arriva un fischio che va a premiare la numero 8. Tratta del secondo fallo subito dal KUS Cagliari in questo quarto. Ljubenovic, Saias, Puggioni prova a far girare velocemente il pallone il KUS. Ljubenovic per forza un tiro da 3 corto sul primo ferro, Templari a controllare il rimbalzo, poi lo affida a Lana Pakowski, ancora la croata, arriva il blocco di Giuseppone, pallone per Templari, ha spazio per il tiro da 3, si arresta al tempo di prendere la mira, poi tap out da parte di Giuseppone che favorisce una seconda azione offensiva da parte della cestistica spezzina. Arriva poi un altro tiro sbagliato però da Pakowski. 2 minuti e 15 da giocare, il KUS con Ljubenovic che va a ricevere, la affida alle mani di Saias, c'è il blocco di Caldaro, va dall'altra parte Saias, taglia dentro Caldaro, poi Puggioni prova ad andare, passaggio deviato, si resta lì con 3 secondi sul cronometro dei 24. KUS dovrà prendere un tiro immediato. Pallone intercettato da Lingua Glossa, si resta lì ma stanno scadendo i 24, non vale il tiro di Prosperi che comunque non è entrato. Templari, Pakowski, arriva il blocco ancora Pakowski, Hernandez, il fischio che va contro la difesa del KUS, quarto fallo commesso dal KUS
minuto e 42 secondi. Templari, esce Pakowski contro Zayas, serie di palleggi, ancora Zayas, la palla fuori per il tiro di Hernandez che sa già di aver sbagliato e allora segue il rimbalzo e appoggia per 2 punti facili. Zayas, Pugioni, Caldaro, qui Prosperi, schia la palla per Salkus, Zayas cerca lo spazio giusto, Ljubenovic ha spazio per il tiro da 3 punti, non lo prende, preferisce scaricare per Prosperi che mette dentro la tripla del meno 12. Pallone dentro per Hernandez, completamente solo, arriva da dietro Caldaro che la ferma irregolarmente però, secondo gli arbitri, e 2 tiri liberi per l'italo-messicano. Dentro il primo tiro libero. Sbaglia invece il secondo rimbalzo di Ljubenovic, ultimo minuto già in corso di questa partita che vede Cestistica Spezzina così salire a 4 punti in classifica. Il Cus restano i 2 conquistati nel primo turno contro la Virtus, seconda sconfitta meno pesante di quella rimediata una settimana fa contro il San Salvatore Selagius per 80-47, comunque importante. La Cestistica Spezzina che aveva segnato almeno 70 punti nelle precedenti gare, invece oggi sotto i 60, anche se qui arriva un altro tiro, un altro canestro da 3 punti per Pakowski, ciliegina sulla torta di questa partita. Applausi, non si gioca neanche l'ultima azione, finisce così. Cus Cagliari 41, Cestistica Spezzina 57.